Grazie. Mi sembra che ci siano altre sollecitazioni interessanti. Intanto faccio un passo indietro e riparto da un passaggio dell'onorevole Floris, cioè quando ha citato la vista dell'onorevole Del Rio, quella fu una scelta molto sofferta e anche importante, perché come ha creato un ascensore sociale. Vorrei chiedere se poi questo ascensore sociale si è fermato a metà strada invece di raggiungere i piani più alti, cioè se la classe politica che è venuta dopo quella che ci ha portato in questa ha fatto delle scelte conseguenziali, creando o non creando quelle infrastrutture che vengono a mancare. Do un dato: la Sardegna è una delle regioni in cui c'è maggiore disponibilità di aree industriali disponibili. Abbiamo ZIR, consorzi industriali che hanno aree, ma ne abbiamo tante che non vengono utilizzate. Allora chiedo se anche questo elemento debba essere valutato, soprattutto perché l'onorevole Maninchetta, in questo consigliere regionale di Società della Libertà, nei giorni scorsi ha fatto una proposta ad un convegno in cui parlava di una fiscalità di vantaggio per le imprese che arrivano qua in Sardegna o che si insediano in queste aree, e anche con meccanismi che siano semplici da utilizzare. Può essere già un primo passo per continuare il processo di industrializzazione o comunque di crescita economica che poi è rimasto fermo. Provo a rispondere in poco tempo. Intanto ringrazio l'associazione Nino Carus per avermi invitato, e voi che avete la pazienza di ascoltarci. Proviamo a darci qualche numero sulla nostra zona. Noi abbiamo nel Nuorese 16.000 imprese. Il nostro tessuto produttivo è fatto di circa 16.000 imprese. Circa poco più a circa il 12% del totale del. Andiamo dentro questo dato e scopriamo già una cosa che ci deve far riflettere. Il 65% di queste imprese stanno nella classe delle imprese che hanno un solo addetto. E se consideriamo la classe delle imprese che stanno tra 1 e 5 addetti, la percentuale sarà al 95%. Quindi abbiamo a che fare con un sistema produttivo polverizzato. Andiamo a vedere quanto valore produce questo sistema. Siamo intorno all'11% del valore prodotto a livello regionale, sistema 0,24% rispetto al nazionale. Potremmo dire, forse esagerando un po' le cose, però potremmo dire lavoriamo tanto per produrre poca ricchezza. Bilancia commerciale, noi incidiamo per il 0,9% per l'import e il 6,1% dall'export, ma se dovessimo togliere l'Intermare, che è adesso la provincia dell'Ogliastra, il dato scenderebbe molto. No, 0,9 l'import, 7 l'export, se togli sul dato regionale, se togli l'Intermare un po' meno. Allora, sono rilevazioni al netto della crisi del tessile, su cui poi bisognerà anche parlare. E c'è un'altra cosa, uno degli aspetti pregiati di questo territorio dal punto di vista proprio dell'attività industriale è un settore metalmeccanico che è un po' l'unico sopravvissuto della grande industrializzazione e si sta orientando sull'Intermare, cioè la crisi del polo di Ottana sta orientando queste fabbriche nuovamente verso un altro polo, però il meccanismo
fabbriche di qualità che sono dipendenti da una sola committenza si sta riproducendo, si sposta da Ottana verso l'Ogliastra, ma la fragilità di queste industrie prigioniere tradotte dall'inglese si mantiene. E allora sapete tutti che abbiamo queste imprese troppo piccole, poco capitalizzate, poco innovative, qualche volta gravate di debiti. Allora chiediamoci cosa fare, penso che questo fosse lo scopo del convegno, però dividiamo il compito, la risposta in due parti, cioè cosa fare come cittadini e cosa fa la politica, perché il sistema dei doveri talvolta iscrive molti doveri alla politica e non intravede che c'è una responsabilità anche di ciascuno che forse va recuperata. Quindi questa etica del dovere noi dovremmo riprenderla in mano, insomma. Mi perdonerete se faccio un po' di storia, almeno per il mestiere che faccio, non a quello a cui sono prestato temporaneamente. Allora, questo territorio ha avuto una storia industriale. L'ha avuta anche perché aveva alcune caratteristiche naturali, aveva questa famosa centralità. La Sardegna, è stato già detto dal Presidente De Vivo e dal collega Vincenzo Floris, che ormai non è una centralità, addirittura siamo diventati molto periferici rispetto ad alcune politiche di integrazione, per esempio con la Gallura, di integrazione mare-montagna. Noi avevamo una centralità vantaggiosa per chi voleva insediarsi qui perché si raggiungeva rapidamente il resto della Sardegna. Oggi i tempi di percorso sono ridotti, noi abbiamo una centralità di passaggio, non una centralità di residenza che convenga. Però la centralità a un tempo è stato un fatto importante. C'era anche un altro fattore, noi siamo stati precocemente infrastrutturati. I primi imprenditori che giungono nell'area di Macommerci giungono perché aveva una accessibilità trasportistica, aveva la ferrovia, aveva la strada, e questo ha richiamato una serie di presenze. A richiamare anche un certo tipo di imprenditori, e cioè gli imprenditori del formaggio, non fu soltanto la ferrovia, cioè l'accessibilità trasportistica, oltre che l'offerta altissima di latte, fu anche il vento, perché la ventosità consentiva l'essiccazione del formaggio risparmiando energia. Non a caso l'orientamento, però l'ho spiegato da poco, perché non lo sapevo, l'orientamento di tutti i casifici è sul crinale meridionale del Sade e con sé perché è il più esposto. Però ecco, per dire come i vantaggi di un'area vengono sempre guardati da chi fa impresa, guardati con attenzione, no? E guardate che allora non c'era una politica di incentivazione degli investimenti quale quella che è poi maturata. Gli imprenditori perché si trasferivano in questa zona? Ma certamente perché c'era un'altra visione dell'impresa. Noi abbiamo avuto anche la fortuna di avere non le imprese ma le famiglie imprenditoriali in questa zona, perché i tempi del trasporto erano quelli che erano, per cui non si poteva seguire l'azienda a eccessiva distanza. E comunque questi imprenditori trovavano anche servizi, non solo i trasporti, ma c'erano anche i servizi alla residenza che erano buoni,